Marta Ignerska, nella sezione pedagogia della Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia, ci può spiegare che cos'è un libro di illustrazione, un libro illustrato a scopo pedagogico? Allora, il libro all'inizio non è stato pensato come un libro, ma come un progetto educativo tipo dei grandi banner 4x4 metri, pannelli, banner su cui bambini potevano giocare, camminare, interagire, insomma divertirsi. Dopo questo è stato pensato questo libro educativo, all'inizio è stato pensato un progetto educativo diverso. Poi dopo appunto è stato creato questo libro che è pensato come un activity book, quindi dove i bambini possono disegnare, cioè parte sopra c'è illustrazione, poi c'è il testo, e sotto i bambini possono disegnare, interpretare il libro, ad esempio qui sotto ci sono i disegni della sua figlia che è proprio come ha giocato con questo libro educativo. L'utilizzo del libro illustrato pedagogico è una tecnica di insegnamento ai bambini che viene già praticata e utilizzata in Polonia, oppure è un metodo innovativo che sta proponendo lei attraverso i suoi libri? Questo libro è stato ideato dalla professoressa Monika Kin dall'Università di Łódź, il Dipartimento di Scienze Educative per Bambini, ed è stato innovativo in questo senso perché è stato il primo libro che giocava con le lettere, con i suoni, facendo onomatopea, si dice, ok? Quindi da questo punto di vista è stato innovativo come modo educativo di come insegnare ai bambini a pronunciare certe lettere. E ci sono stati, oltre al libro, fatti giochi educativi come puzzles o altri giochi, insomma, educativi. Okay. Nei libri illustrati di Marta Ignerska c'è anche spazio per gli adulti? C'è anche spazio, diciamo, per noi grandi per far vagare, spaziare la nostra immaginazione? Io quando progetto i libri non credo che sono solo per bambini, devono essere anche per adulti. Per lei il libro è noioso se è solo per bambini, ci deve essere spazio per entrambi. Quindi lei quando progetta pensa a entrambi, sia adulti sia bambini. Sono molto fiera di questo libro perché è stato premiato non solo da IBBY per la grafica, ma anche è stato premiato un premio Innovazioni Sociali in Polonia, appunto perché è stato molto innovativo, per cui è fiera di questo progetto.